sai che è simpatica sta roba. Hanno dato il mio numero a un signore, un ragazzo, non so, che mi ha chiamato perché anche lui vorrebbe andare a vivere in camper. Ha detto sta vendendo tutto e tutto quanto, è più o meno vicino a me. Ha detto se ti va, se ci incontriamo mi racconti, eccetera eccetera. E adesso lo sto aspettando, l'ho invitato a bere caffè in camper, no? Cioè, che vita strana, no? Che ti porti dietro. Ok, allora io stasera avevo anche l'estro di fare ste polpette qua, ma quando mi scrivono mescolare 200 grammi, quindi tutto in un di prodotto con 220 cc di acqua, come faccio io a fare 220 cc di acqua? Cioè, spiegamelo adesso. Va che figo, così posso anche vedere dove filmo. Figa sta roba, figona, cazzo, bello bello bello, buono. Dai che un po' alla volta qua. Resta comunque il problema dei 240 millilitri. Allora, se tanto così di amaro senza ghiaccio è 40 millilitri, 80, 160 un bicchiere, quindi quanto è che volevi qua? Cos'è che hai detto? 220, 160, un bicchiere e mezzo, ciappa dai. Quindi prendi il pentolino, facciamo così. Vedi che bene che vado con tutto sto spazio, che anche i libri in mezzo alle balle da mettere da qualche parte. Comunque, quindi per scrivere tac tac tac, devo ancora sistemare qua. Bravo Tosato, bravo. Io direi prima l'acqua. Io direi un bicchiere e mezzo scarso. Va buona. Cazzo, se sapevo me lo fumavo, sentivo il profumo. Allora, cos'è che c'è scritto qua? Di lasciarlo comunque per 5 minuti e poi formare le polpette. Amalgati un po', fai l'amalgamenda. Bravo. Buon, 5 minuti da ora, orologio. Vedi, questa è una cosa che io adoro, quando scrivono così proprio li adoro. Cuocere in padella o friggerle per qualche minuto, così, cioè tipo 2 minuti, 3 minuti, 80 minuti, buono, così, qualche minuto. Cioè il profumo è buonissimo, mi ricordo che li ho pagati poco, stranamente, al Natura Sì. Ha un profumo che veramente, se sapevo me lo fumavo, perché è proprio buono. Comunque vedi che ora che gli ho messo il coso più corto, vedi, non balla, sta bella fissa. Sì, bene, allora devo riprovare a fare anche i test con la pettorina al mio Barabau. Sì. Cosa fai tu qua? Non eri nella tua cuccia? Dimmi, non eri nella tua cuccia in giardino bella e ti metti qua al freddo? Vuoi stare vicino a noi? Managgia. Fa proprio un bel effetto vedere il computer là. Che bello. Ciao cane. Cane pericoloso. Si mimetizzati. Ecco qua la postazione. Tovaglietta, piattino, forchetta, coltello, Griffin sempre pronti e via. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. No dai, guarda che bella giornata. Dove stiamo andando io e il cane pericoloso? Stiamo tornando in Bruscia perché ci piace star là in mezzo ai boschi. Io temo che ci sia tanta gente visto le giornate, visto l'avvicinarsi alla primavera. Però vabbè, quando sarà comunque sera saremo solo io e lei. Buona occasione per provare la pettorina alla Amy e vediamo, insomma, dai. Sarò solo, cioè solo Clemi. La gentil Pulzella non era proprio così gentile, no? Quindi abbiamo deciso io e l'Amy che è meglio star da soli, va. Vero cane? Che dici? Che belle stradine. Aspetta che non pinciamo i ciclisti. Aspetta che
Ah, pausa caffè. Vediamo com'è qua fuori. Bene, bene, dai. Bene per il caffè. È un buon bar. Ah, che pace. Che silenzio. Che bella pausa caffè. C'è il gallo che ogni tanto canta. La Amy che ha visto il gatto e lo sta puntando. Vero Amy che hai visto il gatto? Là, aspetta, te la faccio. Chi c'è? Amy? C'è un gatto là fuori. Come si permette un gatto di esistere nelle nostre vicinanze? Amy? Come si permette? È razzista la Amy, poco da fare. Niente gatti, vero Amy? Infatti tutte le morose le dobbiamo sempre escludere se hanno dei gatti. Cioè, hai un gatto? No, allora no, vero Amy? Quella non va bene. Vedi, quando usi il Waze come navigatore lui ti porta sempre in queste stradine qua, quindi magari col camper evita, perché veramente ti può portare, non lo so, dentro a casa di qualcuno. Adesso vabbè, vediamo dove andiamo a finire. Beh, se la strada è così larga poi non è un problema ovviamente. Guarda, metto anche in terza, grazie all'airone. Ciao airone, è distante. Che simpatico sto navigatore, vero? Mi hai visto dove ci ha portato sto qua? A parte che l'avevo fatta in bici una volta sta strada per venire in Bruscia e anche là mi sono sparato un centinaio di chilometri in bici. Bella quella giornata, con la maca nello zaino e ho dormito nel bosco con la maca. Bello. Beh, adesso la maca comunque è qua dietro al camper, quindi nulla vieta dopo di attaccarsela da qualche parte. Qua ci passo veloce e magari peso, crolla tutto come il ponte e non si sa mai. Perché sai, in macchina è una sciocchezza, ti giri dove vuoi, anche qua ti giri come ridere, ma in camper no, è diverso, anche perché non hai la stessa visualità, la stessa visuale. Quindi insomma è un'impresa. Io sì, un giorno mi piacerebbe tanto montare la telecamera, quella sì. Minchia, vara camper che ci sono! Questo periodo il parcheggio è gratuito, tutto gratuito, qua io sono entrato diretto. Vara camper, ma sono io l'unico col camper scarrozzo? Oh, guarda, tutti col camper figo, mi digli roba. Ehi, neanche un camper scarrozzo come il mio. Adesso trovo se c'è un camper scarrozzo come il mio mi metto vicino al camper scarrozzo, ma non mi sembra. No dai, là forse ce n'è uno abbastanza scarrozzo, ci mettiamo là. Sì. Guarda qua, off-road. Come la prendiamo? Di qua dai, ormai deciso all'ultimo. Grattiamo un po' il tetto, occhio. Ah, neanche tanto. Fammi vedere. Ciao fratelli camperisti, yo! Digli Amy, saluta. Perché hanno anche il baù? Non mangiargli il baù, non sarebbe simpatico. Io volevo... dove ci mettiamo? Guarda che... oh, un signore col Ducato, andiamo da quello che ha il Ducato scarrozzo, guarda qua un altro. Ecco qua l'area Barboni, grande, l'area Barboni, hai visto Amy? Guarda buche, no, aspetta che... andiamo, là. Porca troia, andiamo nell'area Barbuni qua. Scusa. Là, è più piccolino del nostro, quello, hai visto? Ah, un altro ancora, quanti bei Ducati, belli. Bello questo cane. Mettiamo il capottino in posto. Andiamo Gioia, ferma qui. Che in giro ci sono i barabei. Ci mettiamo. In Gioia.
il bau, andiamo. Che bello il bau, bello, tanto bello, sì è bello. Shut up and sit down. Shut up and sit down. Ciao. Bel bau. Ti piace? Questo. Sono le 10:30, ma considerato che mi sono alzato presto è come fosse mezzogiorno, cioè devi proporzionare le ore di veglia con le ore di sonno. La parte più brutta del vivere in camper, avare i piatti, che coglioni. Vabbè, prelavaggio canino. Eccoti qua, aggiornamento. Sì, lo so, non si fuma in camper, perché è una bella giornata, è tutto spalancato. Ascolta, allora, belle notizie, forse, spero. Sai che c'era un meccanico, ti dicevo, che voleva la mia Smart. Mi chiama oggi nel primo pomeriggio per dirmi quando verrebbe a prenderla, speriamo. Così di quella Smart mi prendo 3000 pipini, che in teoria non sono tanti, però insomma teniamo anche conto che la Smart, questo lo sa già, gliel'ho spiegato bene, ha 200.000 km ormai, e vissuta dentro e fuori, ci ho caricato di tutto, le pecore, il maiale, i cani, fieno, il disastro. Adesso l'ho ripulita, l'ho rimesso un po' a nuovo, però comunque è vissuta sia dentro che fuori, e le sospensioni sono completamente da rifare, idem anche il tagliando, quindi mi va anche molto bene a me venderla a 3.000 euro. Teniamo conto, poi non ho più bollo, non ho più assicurazione, no? E con quei soldini io vedo
senza adesso illudermi troppo di averla già venduta. Quando l'avrò venduta, il giorno in cui avrò i soldi in mano, inizio già a cercare il Surface ad un prezzo accettabile. Così poi non te lo menziono più perché so che ho rotto i coglioni. No, perché sai, Surface vuol dire dopo che io faccio tutto da qua, no? Posso montare i video dove voglio, posso star fuori di più. E potrà essere un problemino nel caso in cui mi chiamino nella ditta là a lavorare, che mi hanno preso, hanno deciso, e si fa sto quarto colloquio col Papa o col Cardinale, non so cosa, per iniziare a lavorare, e io sarei senza macchina e il camper ce l'avrei appunto a fare i lavori. Credo che per i lavori minimo una settimana, per i tipi di lavori che devono fare, ma minimo. E quindi vabbè, in qualche modo troverò. È che riattivare l'assicurazione della moto, cos'era? 300 bomboloni, per carità non sono tanti, però se dopo la vendo fra un mese o una settimana, cioè butto via 300 euro, no? Sti sprechi no, capisci? Perché 300 euro è annuale, non puoi farla semestrale lì. Poi in ogni caso, anche se era semestrale, 150 euro per un po' di giorni mi sembra un po' una follia. Comunque vabbè, insomma, è un dettaglio che lì vedremo, ecco. Però sì, appunto, non mi fascio la testa, perché come ben sai anche te, quando metti le robe in vendita ti chiamano in 500.000, però dopo gente che non si fa più sentire, di tutto e di più. E quindi a me tanti mi hanno chiesto della Smart, oppure ti fanno anche la domanda: è ancora disponibile, di dove sei, eccetera, poi non ti rispondono più, oppure ti danno appuntamento, poi non vengono. Cioè io quelli li odio, quelli li odio. Cioè, piuttosto avvisami, non posso venire e vaffanculo, cioè non è che posso stare là a perdere le mie giornate per aspettarti, dai. Più che altro, sì, non so se ti interessa, diciamo che da dove sono io adesso, nel punto dove sono, a casa mia, c'è in mezzo la concessionaria, quella del camper, che devo andare, diciamo, a fare l'ultimo step, a insegnargli a usare il sito, a pubblicare i camper, eccetera, no? E quindi io sto aspettando che mi chiami quel meccanico di Rimini che mi compra la Smart per dirmi vengo domani l'altro, in modo da capire se è il caso che dormo in zona oppure se intanto vado a casa, hai capito? Perché se lui mi dice vengo domani, vado direttamente a casa. Se mi dice vengo domani l'altro, dormo qui, cioè non qui davanti al cimitero, ma qui in zona. Domani mattina vado dalla... Ehi, c'è un po' paura, si è chiusa la porta. Sono così, eh? Ah, si è chiusa proprio, bene. Le misure di sicurezza moderne del camper. E così, in quel caso vado domani a fargli il discorso del camper e domani l'altro magari viene quello a prendere la Smart. Non vedo l'ora. Sinceramente non so se mi puoi capire, io il camper ce l'ho da poco, cos'era, inizio dicembre, ho iniziato a viverci dalla notte di Natale, il 25 dicembre, e ci ho messo un po' il cuore, la passione per iniziare ad arredarlo, a metterci le cosine dentro, e adesso ritogliere parte della roba e separarmene per non so quanto tempo perché a fare i lavori mi sentirò abbastanza a disagio, hai capito? Teniamo conto poi il computer dove lo attacco, come lo riattacco a casa, ma fa freddo, casa mia è fredda, molto fredda. Addio. Cioè vedi, io sono un po' come Seneca, della serie predico bene e razzolo male. Non so se ti ricordi i discorsi che ti facevo sull'obsolescenza programmata. Dicevo che io non prendevo più le puttanate, c'è poca roba da, tra virgolette, tanti soldi, nel senso da qualità, cioè voglio poco ma buono, e sono ricaduto, diciamo, nella classica trappola. Ho preso questo bidoncino dai cinesi, qua mi si è già spaccato, è quello che uso per i fondi di caffè o per l'umido, e qua mi è già saltato il ganzetto, cioè non lo so, è proprio roba usa e getta, veramente. In giro trovi solo roba usa e getta, perché sai, era carino, era arancione, io volevo dare più o meno un tocco di rosso arancione a questo camper, no? E plastica, leggero, e l'ho preso, però ho fatto una cazzata, cioè soldi buttati. L'ho usato un po' di giorni, adesso lo devo buttare via, capisci? Quindi sì, sono sempre soldi buttati, credi di risparmiare, ma no.
Bel panorama. Pausa caffettino, abbiamo fatta nel giardino, sì, non giardino di casa mia, sono e neanche nel giardino di qualcuno, sono in mezzo a una strada, nella parte giardinale di una strada. Adesso comunque no, ho cambiato idea, cioè qua sto a aspettare gli altri ogni volta, campa cavallo re, quindi vado a casa, così mi svuoto intanto la GoPro e dopo, se non mi chiama entro 8 ore quello lì della Smart, lo richiamo io. Non è che qua devo andare avanti ore. Bello, 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 è arrivato la seconda parte del mio autoregalino. Allora, finalmente, eccola qua, la custodia aperta, adesso la proviamo subito, vediamo com'è. Cos'era qua? Qua deve essere, difatti, eccolo qua. Questo che andrà nella scrivania, questo qua, come alimentatore per le USB, sì, non come hub per comunicare col computer, ma solo come alimentatore. Questo prende dalla 220, qua ci sono le cornici, eccole qua, per farlo salire da sotto il tavolo, quindi sarà più o meno qua, oppure lo metterò qua, ecco, quel posto lì, e sarà così, eccolo qua, sì, ma che bello che è così, tac, ecco, ancora più bello, eccolo qua, così, e dopo sotto direi va a attaccarsi nella ciabatta. Eccellente, eccellente. Oh, finalmente sta famosa custodia aperta, così adesso si dovrebbe sentire meglio, perché non c'è la plastica che tappa il microfono. E sì, dai, mi par bene, mi par bene. Adesso vedo quanto costa, perché casomai ne prendo un'altra o altre due per lasciarla attaccata sugli agganci. Sì, sì, va buono. Quindi per cui mi mancano ancora solo gli adesivi, quelli adesivi da attaccare dietro, no? Tipo quello dove sei appeso te adesso. Per il resto è arrivato todos. Oh, prima di dare la buonanotte, che non ci siano cinghiali in giro, che qua mi hanno detto che ci sono cinghiali. Come ho il mio camper che si struscia il mio maialino mix cinghiale, non si sa mai. Guarda, c'ho la luna piena, sti alberi un po' tetri così con le stelle dietro, e il rumore del mare si sente? Senti? Se non lo senti è colpa della GoPro. Sempre e solo colpa della GoPro. Comunque fa un freddo becco, ho alzato la stufa, è a metà, adesso a nanna sono le 2, tardissimo. Bonjour, bonjour. Sono di nuovo sempre solo io, vediamo, vediamo. No, c'è una macchina all'orizzonte. Come osi tu? Porca troia. Ah, ma sono andati via gli altri amici. Ah, camperisti zingani. Ah, allora non sono proprio così zingani. Erano parzialmente zingani. Buondì, buondì. Inizia la primavera, iniziano i primi soli e tu ti senti un po' con quell'ansia, no? Che ti sale la mattina. Ti spiego cos'è: il cortisolo, è l'ormone dello stress. Via il caffè, questo è un caffè d'orzo. Aumenta notevolmente la quantità di acqua che bevi durante la giornata, cioè renditi conto, magari a volte usi bere Coca-Cola, bibite piuttosto che vino. Se tu noti, quando bevi cose diverse dall'acqua ne bevi molte meno in termini di quantità, quindi il tuo corpo assume molta meno acqua. L'acqua è indispensabile per espellere questo ormone, l'ormone del cortisolo, lo stress. È anche un po' un circolo vizioso, perché l'eccesso di cortisolo produce disidratazione, nel contempo la disidratazione produce cortisolo, quindi capisci, è un giochetto da starci attenti. Molto importante il caffè, e sempre per ingannare un po' il nostro, quello che io chiamo ippopotamo, che in realtà si dovrebbe chiamare ipotalamo o ipotalamo, attenzione alle prime esposizioni alla luce solare. Cioè, io ad esempio ho fatto degli esperimenti su me stesso l'altro anno, ho utilizzato degli occhiali da sole in modo da abituarsi gradualmente a tutta questa luce alla quale il nostro cervello non era più abituato dopo aver passato un inverno di buio e tranquillità, e che quindi ha risposto in maniera un po' eccessiva. Questo ovviamente non vale per tutti, vale solo per gli schizzati come me, probabilmente te, insomma, ecco. Quindi, ricapitolando,
luce solare un po' alla volta, quindi state eventualmente nelle zone d'ombra o comunque utilizzate occhiali da sole per ingannare il cervello. Via il caffè, meno sigarette possibili e attenzione al discorso acqua. Questo cane vuole le pape, eh? Vuoi le pape? Vuoi le tue pape? Sì, dai, facciamo le pape di cane, dai. Ecco qua, spacca, distruggi. Pape del cane. Dai cane, andiamo a mangiare le tue pape, dai. Scialala! Vieni? Fai il picnic all'aperto, guarda. Guarda che lussi, adesso che da sola lei fa la schizzignosa, una volta l'avrebbe ingozzato in un boccone. Guarda che lavori. Mi vergognati, vergognati. Guarda che lavori. Guarda cosa devo vedere io, ste robe brutte. Bon, direi piano piano andiamo a trovare un supermercatino, qualcosa per prendere un qualcosina da mangiare. E sì, non so quanto durerà sto video, nel senso come finirà, perché la schedina è quasi piena per colpa di quel video lungo, ma ci tenevo a farti vedere io che corro nell'erba. È tanto bello, mi fa tanto tenere della Perego. Buono, qua stanno già arrivando macchine, credo siano degli specie di pescatori di cozze, se quelli dell'altra volta. Ah, che bello nell'erbetta col camperino, fa molto nature. Chi è qua? Guarda col cane, la porta del bagno, mi si è aperta. Che... Ciao cane! Pericoloso, pericolosissimo. Ah! Che vedi, ci va, una volta chiusa aveva schiacciato il boltoncino, no? Va bene. Oh, non sapevo dove fermarmi. Aspetta che è un pezzo di cioccolata qua. Ah, ho smerdato il telefono con la cioccolata, vabbè, pazienza. Sono di fronte a un cimitero, quindi la gente qua è tranquilla, nessuno che urla, fa casino. Giustamente, si mangia bene, si mangia bene.